È chiaro che è un grido d'allarme, quindi è un grido disperato. In questo momento possiamo dire è la fine della pallavolo. Capienza dei palazzetti dello sport al 35%, quando negli stadi di calcio si raggiungerà il 100%. Così si uccide il volley, recitava il manifesto eloquente pubblicato nei giorni scorsi, e lo stesso rischio corre la pallacanestro. Per questa nuova stagione, con l'utilizzo del Green Pass, ci si aspettava ben altro. Campagna abbonamenti, sponsorizzazioni, la stessa attività delle giovanili che coinvolge migliaia di ragazzi, tutto è ancora per aria. Quello che ci terrorizza è la precarietà delle informazioni, cioè tu oggi parti con 35, non sai se è a scalare, a scendere. L'anno scorso siamo partiti tutti noi con 700 persone su 5.500 che è la capienza e le hanno azzerate dopo 20 giorni. Poter riempire solo un posto su 3 per società da tutto esaurito come DeLonghi e Imoco sarebbe fatale, aggiunge Vazzoler. Noi viaggiamo al 90% di riempimento medio, cioè siamo su 5.000 persone su 5.400 disponibili media anno. Capisci come l'impatto è drammatico? Allora o hai società quali quelle di Bologna e Milano, dove un mecenate decide alla vecchia maniera di finanziare con decine di milioni di euro, oppure rischi veramente di chiudere tutto. Il tempo stringe, il governo, ribadiscono le società sportive, deve analizzare la questione a fondo e trovare al più presto una soluzione. Oggi ho letto anche delle dichiarazioni del sottosegretario Vestali, dove vorrebbe portare un 100% per quello che è all'aperto e un 50% per gli impianti al chiuso. Noi stiamo lavorando in questa maniera tutti insieme con le leghe, con le federazioni, per cercare assolutamente di aumentare il 35% e portarlo perlomeno a un 50% iniziale, per poi comunque aumentare sempre di più la capienza.